Rossa, sfavillante, carica di doni, non trainata dalle renne ma da un possente trattore. La slitta di Babbo Natale questa mattina è arrivata davanti alla pediatria di Padova. Santa Claus con la sua campanella ha richiamato i piccoli pazienti che si sono affacciati per ricevere i doni. Un momento di grande gioia per allietare i giorni difficili del ricovero. Tanti auguri, sai? No, io voglio sapere nome e età. Allora, io ne ho 6 Sei? e mi chiamo Valentina. Tanti auguri. Per Babbo Natale una deviazione dal Polo Nord a Padova che ha un significato molto importante per portare ai piccoli e alle loro famiglie quello che è il regalo più bello e che tutti dovrebbero avere a Natale. Spero felicità è forse una parola troppo grossa, serenità, un piccolo momento di serenità. Con l'occasione è stato consegnato anche un assegno di 7.000 euro ricavato dalla manifestazione Sapori d'autunno a favore dell'associazione Salus Pueri per attività da svolgere presso la pediatria. Reparti che mai come in questi giorni purtroppo sono affollati di piccoli pazienti. Le associazioni Cuochi Padovani e l'associazione Agli Amici hanno collaborato insieme con i prodotti donati dalle aziende agricole della manifestazione e che hanno messo a disposizione i loro prodotti, e tutto il ricavato della vendita di cicchetti piuttosto che di panini, piuttosto che di sandwich a chilometri zero, l'intero ricavato 7.000 euro oggi verrà consegnato nelle mani del professor Perilongo e quindi all'associazione Salus Pueri.